Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sarebbe una quarta persona coinvolta nella sparatoria avvenuta ieri a Schiavonea, nel corso della quale sono rimasti feriti un uomo ed una donna, rispettivamente figlio e nuora del feritore. Si tratta del nipote di 27 anni, la lite scoppiata per vecchie ruggini. Fermato a Cutro il presunto reggente dell''ndrangheta emiliana. L'uomo, secondo gli inquirenti, reggeva gli affari della cosca, sostituendosi ai fratelli detenuti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i carabinieri di Vibo hanno rinvenuto armi e munizioni accuratamente nascosti. Il proprietario dell'abitazione, un 35enne, è stato arrestato. La leader della CGIL a Cosenza parla del lavoro che non c'è. Meno incentivi a pioggia e più opportunità, dice Susanna Camusso, manca un piano vero per l'occupazione. Gli ex percettori di mobilità in deroga, ora tirocinanti, hanno manifestato nel corso dell'iniziativa indetta dalla CGIL per testimoniare il disagio che stanno vivendo. Ci hanno imbavagliato, ma nel silenzio facciamo più rumore, hanno scritto in uno striscione. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di cronaca perché ci sarebbe una quarta persona coinvolta nella sparatoria avvenuta ieri proprio a Schiavonea, nel corso della quale sono rimasti feriti un uomo e una donna che sarebbero rispettivamente il figlio e la nuora del feritore. Si tratta del nipote di 27 anni dell'uomo che ieri si è barricato in casa insieme alla moglie prima dell'arrivo dei militari. La lite sarebbe scoppiata per vecchie ruggini. I particolari sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte anche il procuratore Facciolla. Sentiamo. Un giovane di 27 anni, Antonio Marinaro, è stato arrestato la notte scorsa a seguito del tentato duplice omicidio avvenuto ieri a Corigliano Calabro. Si tratta del genero di Francesco Sisto, il figlio di Cosimo Sisto, già arrestato per il fatto di sangue. Marinaro, prima del tentativo di omicidio, avrebbe sparato con una pistola risultata rubata alle finestre dell'abitazione di Cosimo Sisto, forse per intimidirlo. Poi ci sarebbe stato l'incontro tra Sisto, il figlio, e la nuora, sfociato nel fatto di sangue dovuto ad una lite scoppiata per motivi di interesse economico. La vicenda è tutta da chiarire, compreso l'eventuale ruolo del giovane arrestato. Abbiamo sfiorato l'ennesima tragedia, così come in questi ultimi mesi abbiamo visto, insomma, in occasione dei 2 parricidi. E questa volta, ecco, era il padre ad aver sparato contro figlio, contro nuora, eccetera, però in una dinamica familiare ancora in pieno corso di accertamento, in piena attività proprio di verifica, attività di indagine, una situazione più complessa di quella che sembra. Il procuratore sottolinea come la popolazione non collabori mai con gli inquirenti. Devo dire che ogni volta è una bella palestra con i miei collaboratori dell'Arma, insomma delle altre forze dell'ordine, perché dobbiamo industriarci per, arrampicandoci davvero con le unghie e con i denti, però è un dato purtroppo consolidato. Poi soprattutto in ambito familiare ancora di più non c'è la disponibilità, perché mai come in questo caso probabilmente, ecco, il torto e la ragione non stanno tutti dalla stessa parte, ecco. Fondamentale nella vicenda la certosina opera di convincimento effettuata da un carabiniere negoziatore, una figura professionale formata proprio per casi critici come quello di Corigliano. Ci ha consentito poi di gestire il tutto in una maniera sicuramente professionale, evitando che potesse avere conseguenze peggiori, per cui giunto sul posto il militare che ha appositamente formato, quindi per instaurare un canale comunicativo, un rapporto di fiducia e di empatia con l'offender, ha immediatamente colloquiato telefonicamente, ha, come dicevo, stabilito il canale e ha stemperato gli animi, che credo sia il ruolo che deve svolgere nel migliore dei modi un negoziatore, inducendo l'aggressore a desistere da propositi ben più gravi.
Ancora la cronaca, per gli inquirenti Carmine Sarcone avrebbe gestito gli affari dell''ndrangheta in Emilia per conto dei fratelli che sarebbero finiti in carcere nel corso dell'operazione denominata proprio a Emilia nel 2015. Il 38enne è stato fermato a Cutro. Sentiamo. Questo è il volto di Carmine Sarcone, e lui, per gli inquirenti, il nuovo presunto reggente dell''ndrangheta emiliana. Il 39enne, fermato questa mattina dai carabinieri di Modena con l'accusa di associazione mafiosa, è il fratello di Nicolino e Gianluigi Sarcone, entrambi detenuti dopo l'arresto avvenuto nel corso dell'operazione Emilia del 2015. Nicolino, condannato a 15 anni, era ritenuto il capo dell'organizzazione autonoma emiliana, collegata alla cosca Grande Aracri di Cutro, e Carmine avrebbe avuto il ruolo di rappresentare dei fratelli detenuti, con compiti direttivi e allo scopo di dirimere i contrasti interni alla struttura. Sono emersi inoltre continui scambi di informazioni tra esponenti detenuti e in libertà attraverso colloqui in carcere. Le indagini del procuratore distrettuale Giuseppe Amato e dei PM Marco Mescolini e Beatrice Ronchi hanno consentito di trovare riscontri alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, tra cui Antonio Valerio, Giuseppe Giglio e Salvatore Muto, di valorizzare gli esiti di attività pregresse facendo emergere il ruolo che sarebbe stato assunto dal fermato nel sodalizio criminale. Sono state dimostrate la gestione diretta dell'attività del patrimonio illecito, la partecipazione alle riunioni tra gli esponenti della consorteria, durante le quali, secondo le indagini, erano pianificati i crimini della cosca e venivano prese decisioni per mantenerla e rafforzarla. L'attività investigativa ha raccolto anche elementi indiziari su condotte di Sarcone durante il processo Emilia, in corso davanti al Tribunale di Reggio Emilia, per indottrinare e minacciare alcuni testimoni. Carmine Sarcone è stato fermato a Cutro e trasferito nel carcere di Siano. I militari dei comandi provinciali di Modena, Piacenza e Crotone hanno eseguito decine di perquisizioni in diverse province per cercare armi nella disponibilità della cosca. 100 i carabinieri impegnati con unità cinofile. Un tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi proprio a Paola. Un uomo di 52 anni originario di Fuscaldo è stato travolto e ucciso da un'auto, in particolare da un fiorino. Il fatto è avvenuto proprio nel centro abitato in località Sant'Agata. Inutili purtroppo i soccorsi dei sanitari che sono giunti sul posto, anche dell'automobilista investitore che si è subito fermato. L'uomo è deceduto quasi subito. Sul posto per accertare le cause dell'incidente sono giunti anche i carabinieri. Adesso ci spostiamo a Vibo per parlare di una perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri che hanno rinvenuto armi e munizioni accuratamente nascosti. Il proprietario dell'abitazione, un 35enne, è stato arrestato. Sentiamo. Dopo i recenti fatti di cronaca che sono avvenuti in città, le forze dell'ordine hanno stretto la morsa rafforzando le attività di servizio finalizzate ad aumentare ed intensificare il controllo del territorio. Ed è così che nel corso di una di queste attività di controllo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vibo Valentia, in collaborazione con uno squadrone eliportato Cacciatori Calabria, hanno arrestato Michele Camillò, 35 anni, residente a Vibo Valentia e già conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti di polizia. L'arresto di Camillò è avvenuto al termine di una perquisizione effettuata presso l'abitazione della giovane, dove i militari hanno rinvenuto, occultate all'interno di una intercapedine ricavata nel vano contatore del condominio a lui accessibile, una serie di armi. Si tratta in particolare di 4 sacchetti di stoffa contenenti una pistola Beretta calibro 9 con matricola Brasa, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola punzonata, una revolver Beretta calibro 4 colpo singolo non cessito in banca dati, 250 colpi calibro 9 Luger, 100 colpi calibro 32 SV, 100 colpi calibro 45 ACP. Tutte le armi sono state poste sotto sequestro, mentre Michele Camillò, una volta arrestato, è stato tradotto presso il carcere di Vibo Valentia. Restiamo nel Vibonese perché c'è stata una nuova operazione, una caccia abusiva. 2 uomini sono finiti ai domiciliari, arrestati proprio dai carabinieri del comando di Serra San Bruno, 2 cognati che hanno tentato prima di darsi alla fuga e poi hanno gettato un fucile che è poi risultato rubato. Sentiamo.
Eccoli i militari della compagnia di Serra San Bruno mentre seguono l'arresto di 2 cinquantenni legati da rapporti di parentela. Hanno tentato di sottrarsi all'arresto, fuggendo e abbandonando in una scarpata il fucile di cui erano in possesso, risultato poi provento di furto. I 2 sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri ad Arena perché sorpresi mentre praticavano abusivamente la caccia. Secondo quanto riferito dagli investigatori, i 2 hanno precedenti penali. I controlli fatti dai militari hanno portato successivamente al ritrovamento di 50 cartucce nascoste in un veicolo di proprietà di uno dei 2 arrestati. Altre 50 invece sono state trovate nei pressi del fucile che era stato abbandonato. I 2 sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di Vibo Valentia. Cambiamo per il momento argomento, lasciamo la cronaca e parliamo della visita di Susanna Camusso in Calabria. Incentivi e sottrazione di diritti hanno precarizzato il mercato del lavoro, così la leader della CGIL che evidenzia la mancanza di qualità e innovazione dell'apparato produttivo italiano. Basta con i finanziamenti a pioggia che creano ingressi nel mondo del lavoro per tempi troppo brevi. Vediamo. Ci vuole il lavoro, ma ci vuole il lavoro di qualità, lo ha detto Susanna Camusso, segretaria nazionale della CGIL, che ha partecipato ad un incontro del sindacato a Cosenza. C'è stata una lunga stagione, in parte propagandistica, quella in cui si è raccontato che si facevano i piani territoriali ovunque, spesso la ripetizione di cose non fatte nel tempo precedente. Manca un'idea, il tema che riproporremo anche al Presidente di questa Regione negli incontri di sabato, manca un'idea di qual è il centro dello sviluppo intorno al quale costruire percorsi di stabilizzazione e percorsi di lavoro. Una politica tutta fatta di incentivi e di sottrazione dei diritti ha ulteriormente precarizzato il mercato del lavoro. Questo vuol dire anche avere un apparato produttivo gran parte, come dire, giocato sui costi, non in grado di competere sulla qualità e sull'innovazione. È la ragione per cui noi continuiamo a dire che ci vuole un piano del lavoro, non una distribuzione di risorse a pioggia che poi si trasforma nel fatto che il 90% degli ingressi nel mercato del lavoro sono ingressi a tempo determinato, spesso molto breve, oppure che sono part-time obbligati che non permettono alle persone di avere una vita autosufficiente. Susanna Camusso ha anche fatto riferimento all'incontro di Davos 2018, dove i grandi della terra discutono del futuro, affermando che farebbero meglio ad interrogarsi sul rapporto Oxfam che certifica le disuguaglianze presenti nel mondo, un cenno anche alla campagna elettorale ormai nel suo pieno svolgimento. Penso che sia una campagna elettorale tutta sovrattono, fatta di grandi slogan e di pochissime ricette, e da questo punto di vista vantiamo il fatto che la CGIL e il sindacato invece ha delle proposte concrete, da quel piano del lavoro, la carta dei diritti, alla nostra proposta di cambiamento del sistema previdenziale, e soprattutto che abbiamo un'attenzione non a utilizzare i giovani ma a pensare delle proposte per i giovani. La Camusso ha anche partecipato all'inaugurazione della nuova sede della Camera del Lavoro di Cosenza. E ad attendere Susanna Camusso anche il movimento dei tirocinanti che da tempo chiedono la soluzione della vertenza, duro confronto fra la leader del sindacato e la portavoce del movimento. Vediamo. Foulard e sciarpe a coprire la bocca sullo striscione, spiegato, ci hanno imbavagliato ma nel silenzio facciamo più rumore. Sono i tirocinanti, 3.700 in tutto. Stamattina a Cosenza una nutrita rappresentanza in occasione della visita del segretario generale della CGIL Susanna Camusso. Al Cinema Italia però, spiega il portavoce del movimento, è accaduto l'imprevisto. Abbiamo chiesto 8 minuti per parlare in presenza durante questa riunione, non ci è stato concesso neanche l'intervento. I tirocinanti hanno atteso l'arrivo della Camusso che si è avvicinata al corteo ed il confronto duro è tutto al femminile. Noi non possiamo mangiare e lavorare 6 mesi sì e 6 mesi no. Come vi è noto, noi ci stiamo battendo qui come nel resto d'Italia per i percorsi di stabilizzazione, le nostre proposte ci sono, poi non si può confondere l'iniziativa che fa il sindacato e la contrattazione con gli enti locali rispetto alle responsabilità che le amministrazioni hanno e che la politica ha di
continuare invece a proseguire nelle logiche degli incentivi, dei tirocini, dei bacini di precarietà, ma bisogna distinguere le responsabilità. Io penso che un po' le responsabilità stanno da entrambe le parti, Io perché se a quel quando tavolo si dice così si comincia malissimo. abbiamo la necessità di avere un lavoro. Io penso che ci siano in tanti qualsiasi cittadini forma. calabresi che hanno bisogno di avere un lavoro, è la ragione per cui ci siamo mobilitati nei confronti della regione, per cui in ragione di questa mobilitazione sabato si apre un confronto, è esattamente quella della costruzione di risposte di lavoro ai cittadini calabresi che ne hanno bisogno. Sarebbe anche opportuno comunque, se mi posso permettere, di ascoltare molto di più le voci anche a livello territoriali di quanti come noi si uniscono per dire la propria con un modo elegante e corretto, e non volevamo dare né fastidio a nessuno e né mancare di rispetto. Siamo qui C'è a stato parlare. Violato l'articolo 21 che era quello della possibilità di esprimersi. Siete qui e state parlando perché siamo venuti silenziosi e abbiamo chiesto al dottore della Digos, che molto gentilmente si è offerto di farci rimanere qui, perché sennò altrimenti qualcuno l'aveva impedito. Mi dispiace, dottor Sposato. Però le posso assicurare, mi piacerà in seguito parlarle. Le posso assicurare che parlerà anche un'organizzazione in nome della Costituzione sceglie anche come fa le sue riunioni chi parla e chi non parla, e noi ascoltiamo molti, a partire da quelli che appartengono alla nostra organizzazione. Parlerà anche un lavoratore. Voltiamo ancora pagina, è giunto il sì della prima commissione per la fusione Corigliano-Rossano, si va dunque verso il comune unico della fascia dello Ionio Cosentino. Vediamo. Si va verso la nascita del nuovo comune Corigliano-Rossano. La prima commissione consiliare affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale ha approvato all'unanimità con i relativi emendamenti la proposta di legge numero 182 che istituisce il nuovo comune derivante dalla fusione di quelli di Corigliano Calabro e di Rossano. La seduta, alla quale hanno partecipato le diverse componenti politiche regionali, è stata aperta dalla relazione del Presidente della prima commissione, che ha illustrato spirito, contenuti e obiettivi della proposta, che realizza un importante momento di semplificazione istituzionale e si muove nell'ottica di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione fra i territori. Poi i contributi di alcuni consiglieri hanno focalizzato l'importanza di questo processo di fusione, che parte dal basso, lo ricordiamo, traducendo sul territorio la volontà, confermata successivamente dal referendum, dei consigli comunali di Corigliano e Rossano. Una significativa testimonianza di democrazia rappresentativa, con una nuova comunità di 80.000 calabresi e che può essere da guida per esperienze analoghe, rilanciando il tema delle fusioni nella regione Calabria e una nuova idea della municipalità. E ci spostiamo a Reggio Calabria, dove la questura ha segnalato il rinvenimento di una bomba d'aereo della seconda guerra mondiale nel centro abitato del comune di Villa San Giovanni. Nella mattinata di domani c'è una nota proprio della prefettura reggina, saranno sul posto gli artificieri dell'esercito italiano per una verifica tecnica sui possibili interventi di disinnesco dell'ordigno. Il prefetto Michele Di Bari intanto ha convocato questo pomeriggio una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell'ordine. E adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Ha deciso di collaborare con la giustizia Francesco Farao, figlio di Giuseppe, boss del locale di Ciron Marina. La notizia è emersa durante l'udienza del Tribunale della Libertà, cui si sono rivolti alcuni indagati arrestati nell'ambito dell'operazione Stige. Alcuni pannelli in polistirolo e cartongesso sono crollati nei pressi di un ingresso secondario del plesso dell'Istituto di Istruzione Superiore Petrucci Ferraris Maresca di Catanzaro. La caduta, provocata probabilmente dalla presenza di infiltrazioni di acqua, sarebbe avvenuta nella notte e non ha comportato alcun problema per la sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale dell'istituto. Un capannone industriale è stato sequestrato dai carabinieri a Strongoli, in un'area adiacente la statale 106 Ionica, perché realizzato abusivamente, stando a quanto emerso dagli accertamenti effettuati dai militari. Una persona, un 69enne, è stata denunciata in stato di libertà, mentre il sequestro della struttura è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
È legittimo il provvedimento con il quale nel luglio 2011 fu disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Marina di Gioiosa Ionica per ingerenza della criminalità organizzata. L'ha deciso il TAR del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall'allora sciolta amministrazione, insediatasi in seguito alle elezioni amministrative nell'aprile del 2008. Aveva impiantato nella sua camera da letto una vera e propria serra artigianale per la coltivazione di canapa indiana. Un cuoco di 27 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari a Briatico per produzione di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento, festa a Cosenza nella casa San Francesco per il battesimo di 3 bambini nati all'Annunziata da donne arrivate in Calabria con i barconi della speranza. Ad amministrare il sacramento e incoraggiare le nuove famiglie e i volontari il vescovo di Cosenza, Monsignor Nolè. Vediamo. Segno di croce sulla bocca e segno sulle orecchie dei bambini perché possano annunziare al più presto la parola di Dio e possono... La vita e le sue strade misteriose si riflettono nel giorno di festa nel battesimo di 3 bimbi nella casa San Francesco a Cosenza. Chris, Iba e Alvin sono bimbi arrivati dal mare, figli di mamme migranti giunte in Calabria a bordo dei barconi carichi di disperazione e speranza, la veste bianca dei piccoli, l'emozione degli adulti. Ad amministrare il sacramento il vescovo di Cosenza, Monsignor Francesco Nolè, che ha voluto sottolineare la vicinanza della Chiesa a persone lontane dalle proprie abitazioni e dalle famiglie. Le giovani mamme sono state seguite durante la gravidanza dai volontari della Casa San Francesco. Il parto per tutte e 3 è avvenuto all'Annunziata di Cosenza. Solo per uno dei bimbi, il più grande, è stato possibile il ricongiungimento familiare e dunque ha potuto contare sulla vicinanza di mamma e papà. Le altre 2 giovani neomamme saranno da sole ad affrontare la crescita dei propri figli. L'incoraggiamento del vescovo per un compito non facile, a sostenere piccoli e genitrici la struttura, una casa famiglia inaugurata nei giorni scorsi all'interno del convento del Crocifisso dei Frati Cappuccini. Il battesimo per i bambini in una famiglia d'adozione fatta di uomini e donne di tutte le età che hanno accolto il miracolo della vita e assunto l'impegno di aiutare l'integrazione dei bambini e delle mamme in una Cosenza sempre più solidale. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. La nostra regione oggi è interessata da una perturbazione che sta provocando fenomeni stabili, i quali comunque tenderanno ad esaurirsi velocemente nel corso della giornata stessa. A seguire è da segnalare la rimonta di un promontorio anticiclonico che garantirà tempo stabile probabilmente sino a venerdì prossimo. Diamo quindi uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime ore. Mercoledì poco nuvoloso su tutta la Calabria. Temperature in generale in diminuzione, in particolar modo le minime nelle zone interne. Analizziamo adesso lo stato di mari e venti. Mercoledì mari generalmente mossi, con moto ondoso in graduale diminuzione. Venti da est deboli sul Tirreno, con rinforzi lungo i litorali cosentini, da nord-est deboli o più moderati sullo Ionio. La ventilazione in ogni caso è prevista in attenuazione ovunque dal pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, come di consueto, al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria, su cui vi invito come sempre a mettere il vostro mi piace. Bene, la puntata odierna termina qui, grazie ed arrivederci al prossimo appuntamento. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.